Portinaia? Portinaia? Pronta? Desidera? È arrivato un pacco per me? Nessuno si è visto. Sicuro? C'è bisogno. Se fosse arrivata cosa ci l'hai vista buttata da sopra. Che guaio. E adesso come si fa? Picchi, c'è cosa? E in effetti, sì, mi doveva arrivare da casa un abito borghese, perché oggi ho la visita militare al distretto. E intanto, se non mi arriva sto benedetto abito, non so davvero come fare. E chi ci potessi dire io? Mi dispiace assai. Senta qua, vedi un attimo, ma chi è quell'individuo? È un uomo di campagna. Che è venuto per fare i casi di suo figlio in seminario. È preciso della mia statura. Se mi potete prestare i suoi vestiti, solo per qualche ora, mi sta per andare a fare la visita e tornare. Che vuole che ci dico? Brava, fatemi questo favore. Cercate di persuaderlo, ve ne sarò molto grato. Ma sa, Signora, vi presento il chierico Pappalardo. piacere. Piacere mio, di dov'è lei? Sogno Massaro Cammelo Celesce. Di su Gennaschi per pattimo pace. E tu puliscio per pattimo macio. Vengo dalla campagna e faccio fattore da barone negosia. Non saccio se può scendere a conoscere. Ah, sto chierico. Si può interessare per fare i casi di vostro figlio? Vi occorre qualche delucidazione? Veramente aveva ragione. Che vuole, cacciata che hai fatto? Per forza vi scappi lazzati. Ora ci diamo un po' più scopito. Aspetta, non ci siamo capiti. Vi occorre qualche informazione, qualche spiegazione. Ah, sì signore, non hai un pratica di A seminare. vostra disposizione. Oh signore c'ha la renne. Picchisto c'è tempo. Per ora vediamo se possiamo risolvere un'altra faccenda più urgente. Stamattina sto chierico a passare la visita. Mi dispiace, si sente male, la faccia non va. Non si tratta di malattia, a passare la visita militare. Ah, comprendo, ci faccio l'augurio da risultare in salute. Veramente, Aido, ci convenissi di essere riformato. Il fatto è che non avevo vestito borghese per presentarsi. Ci vuoi dire visto di parrino? Giusto, dici. Ci lovano a buttare stamattina e non si è visto nudo. E s'acciovano a mare di confusione. Pora, che si potesse fare? Veramente, un rimedio, si potesse aggiovare, se fossi disposto voi. Per mia, forate, per tutto quello che pozzo. E siccome fortunatamente siete la stessa misura di sto chierico, ci potessimo prestare le vostre cause. Bravo. E io come resto, chi funni? Guardi, sarà soltanto per un paio di ore. Nel frattempo potresti indossare la mia tunica. Ma vesti di parino? Pace, figlie, va, non ci deve un po' più scherzo, va? E chi c'è di male? E se me lo sapere come dire Filomena, fosse consumato. E tu ce la dire? Cara non vi conosci nudo, e poi è questione di lavoratori. Guardi, sarà solo per un paio d'ore, me ne sarei molto grato, Massaro Trennasche. Anche perché sono abbastanza imbarazzato, vi faccio questo favore. E va bene, ma solo per 10 anni di coscienza non ce la posso niare. O facciamo sta mascherata. Bravo Massaro, siete una brava persona. Vieni qua con me. Non mi posso chiudere. Tutti comandano e mi fanno camminare di sera. E mi dicono sempre e ciccinare qua e ciccinare là. Io sono anziana, sono vecchia, mi sento male. A che ci pare che sono fatte, ferro? Ora qua, magari che mi sto alle cascine a combattere. No, no, a chi non sanno sentire che sono esaurita sono.
grazie tante. Prego, Massaro, avanti, nisciti. Massaro. Magnifico, perfetto. Ma che sacci? Manco mai si camminare questa donna che è in gordo. Ma pare con il passo che ha fatto ha visto a ciuffecare. Allora da panna, a chiarare il scalone, mi pigliai sta cosa e ti vedi e stava muriando in terra. È buono, questo è una paradurie. Papà! Papà! Perché piangi? Non piangere, piccirico, babbo così. Picchini da tomate di studio marino, ti metti a piangere. Io mamma fare una no, non pensate mamma casa, ci dico io a mamma. Oh! Se foto di auto, ci dici cosa sta facendo Filomena, ti levo da un mondo. Ti pare che scherzo? E asciughi le stocchi e basta sto studiando. Magari a ti a stendere. Ma ti pare che si fisica non in tomate? Che aspetto mi pare. Buono, va? Vada, senta mia. To paci si misi sta vesti per farci in paura in Chierico, come va a passare a visita e va per bisogni causi. Ha caputo? Come donna Chierico si vesti come era prima. E tu piangi? Vergogna, un picciotto anni come Mattia. Ma voglio sapere, io a mamma voglio come era prima. Guarda, se non te devi scopra, a sta vedendo sta mano, ti chiamano del bulinciano e pensi tu sai, la spiaggi e ti faccio piangere come piacere. E ora basta con sto pianto. Oh, non c'è bisogno. Vostri figli erano intelligenti e non piangi più. È vero? Avanti, calcio fazzoletto, asciughi sto naso, che ti sta colando. E vattene da fuori, non stare sulla scifereggia. Ma vi fame. Attacchi già con facchi fame. E sta cura, non si fanno vicino alle caruse. Va. Se persuade lei, non sta vedendo che succede quando si fanno i paura all'altro. È buono. Chi si su così di niente? Cose da ridere. Da mattina si vede un buongiorno, egregia signora, e mi pare che a cavo tempo si comincia a bruscare. A chi ti dicendo? In overmenza si fecero. E ora come faccio? Perché sta a fare? Avvisa a sigli la pensione. E intanto, se non ci vai ora, questa mattina non può essere più. Guardate che facciamo? Arrestate il cavurpo un momento. Tanto questa veste non potete dire a nulla banna. Io un dato salve. Vai, picchi i soldi e torno. E solo me la state qua e si spuntava a caduno. Non tu spunta, a sto orario non si vede mai nessuno. E in caso ci decidi che aspetto una mia. Ma non ci puoi istruire una giota? Ancora, vi dico che stai tu un anno. Già videre, svidere su mio donna bota qua. Oh, mi raccomando che non puntarci il nudo, stasera lo chiedo. I superiori non sanno niente. E se venissero a sapere si potessero insidiare. Come? Sì. Ma che senteva dire? Superiore che non sanno niente e si può sediare. Ma che saccio? A testa mi fa dire che a cai cose si imbrogliano. Per bene. E senza occhio né sale, ciò si riunto a mezzo. Guarda, come si combinava bella sta mareggia.